Andrea Attilio Gava, amministratore unico di Gava Imballaggi, azienda fondata nel 1963 e specializzata nella produzione di pallet, casse e gabbie. Ci racconta come si concilia la produzione di imballaggi in legno con la tutela delle foreste. Si tutela innanzitutto avendo una grande attenzione verso questa risorsa. Quindi noi in Gava Imballaggi già dal 2008 abbiamo fatto una certificazione di custodia e PFC, e quindi il legno che noi acquistiamo è prevalentemente certificato da foreste sostenibili a garanzia della legalità e della sostenibilità della risorsa stessa. Noi siamo alla soglia del 90% di materia prima certificata PFC, ma il nostro obiettivo ovviamente è arrivare al 100%. Parlava di sostenibilità, ci racconta che cos'è l'Eco Pallet, che tipo di prodotto è e quando è nato, insomma. L'Eco Pallet è un prodotto che noi abbiamo pensato già 10 anni fa di offrire al mercato a quelle aziende maggiormente attente ai temi della sostenibilità. Quindi l'Eco Pallet riassume in sé tutta una serie di buone pratiche in ambito di sostenibilità e responsabilità sociale di impresa, quindi legno certificato, PFC, energia elettrica utilizzata nel ciclo produttivo proveniente solo da fonti rinnovabili, e poi un innovativo studio di LCA, Life Cycle Assessment, realizzato nel 2012 insieme con la collaborazione dell'Università di Padova, dove attraverso questo studio riusciamo a quantificare le emissioni generate durante tutto il ciclo di vita degli ecopallet, e questo ci consente di appunto quantificare queste emissioni e poi attraverso dei progetti a compensare queste emissioni. Sono progetti che prevedono l'acquisto di crediti di carbonio che vanno a finanziare dei progetti di riqualificazione e rigenerazione ambientale. Questo fa sì che chi acquista l'ecopallet non aggiunga esternalità al proprio processo produttivo e anzi contribuisca a queste buone azioni rivolte appunto a questi progetti ambientali. Essere società benefit è assumersi un impegno formale, quindi assumere uno stato giuridico di società benefit vuol dire assumersi questo impegno di non perseguire solo il profitto, ma perseguire anche, come è scritto nel nostro statuto, degli scopi di beneficio comune, che riguardano ovviamente gli impegni verso l'ambiente, verso i collaboratori, verso la comunità, e quindi assumersi questo impegno formalmente vuol dire intraprendere questo percorso. Non è un punto di arrivo essere diventati società benefit, ma è un punto di partenza, una tappa del nostro percorso di responsabilità sociale d'impresa. Quali sono le principali difficoltà che vive oggi un'azienda come la vostra? Ma credo che in questo particolare momento storico le difficoltà principali siano legate al post pandemia e quindi al fatto che tutti noi siamo stati provati attraverso questo passaggio epocale che ci ha un po' messo in difficoltà, in discussione, quindi c'è questa difficoltà anche delle persone legata a questo momento, ma più in generale il nostro mercato credo che soffra di quelle che sono un po' le malattie di tutti i mercati, ovvero la concentrazione in pochi soggetti delle risorse, pochi player a livello europeo che hanno in mano la risorsa forestale e l'abbandono quasi della nostra filiera del bosco. Quindi l'esempio eclatante è stato il legno di vaia, che se non venivano a prendercelo i nostri amici austriaci o tedeschi, probabilmente in gran parte sarebbe ancora nel bosco. Quindi bisognerebbe che chi ha competenza in questo ambito, regione e Stato, mettano in piedi un piano strategico per riattivare questa filiera del bosco, perché significa sfruttare una risorsa locale, creare un'economia e anche ovviamente c'è un risvolto sociale perché si crea anche occupazione.
e anche una stabilità, diciamo, nel avere a disposizione questa risorsa nel tempo. Confrontandosi con suo padre, secondo lei è più difficile fare impresa oggi rispetto a 50 anni fa? Ma ogni epoca chiaramente ha le proprie difficoltà. Per certi versi credo che oggi sia molto più complesso, diciamo, rispetto ad un tempo, più che altro perché siamo succubi di un eccesso di burocrazia, credo, che non ha niente a che fare con il valore della sicurezza piuttosto che dell'ambiente, ma sembra una burocrazia fine a se stessa. L'importante è avere le carte a posto, poi cosa succede non si sa. Quindi secondo me se vogliamo preservare l'impresa, che è l'unico luogo dove si crea il valore, perché possiamo raccontarcela finché vogliamo, ma l'unico posto dove si crea il lavoro è l'impresa, grande, piccola, artigiana, industriale, ma l'impresa. Se vogliamo preservare questa impresa dobbiamo metterle nelle condizioni di competere, cambiando un paradigma. Oggi, quando succede qualcosa, si fa una norma nuova per evitare che questo succeda. In realtà noi dobbiamo perseguire quelli che fanno le cose fatte male e mettere in condizione di competere chi vuole fare le cose fatte bene. In realtà con l'aumento della burocrazia stiamo ottenendo l'effetto contrario. Chiudiamo con una domanda un po' di taglio più psicologico. Essere imprenditore significa assumersi molte responsabilità, prendere delle decisioni che poi hanno ricadute su molte persone. Come si fa a non farsi schiacciare dal peso di queste responsabilità? È una bella sfida che riguarda un po' tutti noi, perché ognuno nel proprio ambito, per le proprie competenze, ha delle responsabilità, ha delle scelte da assumersi, chiaramente in dimensione diversa, ma è una sfida questa nella ricerca dell'equilibrio che ci riguarda tutti. E credo che sia anche la sfida più antica che sta percorrendo l'uomo, no? In ogni epoca c'è questo grande dilemma dell'uomo: cosa sono, dove vado e a cosa servo qui, perché sono qui e cosa posso fare. Quindi il consiglio ovvero quello che cerco di fare io, è cercare di mantenere questo equilibrio, sapendo appunto che c'è la responsabilità su di me, sulla mia famiglia, ma anche su tutti i collaboratori che li considero la mia famiglia allargata. E quindi dobbiamo anche avere fiducia, perché comunque, come dicevano i nostri vecchi, il mondo non si è mai fermato. Quindi è un periodo difficile, molto complesso, con scenari anche internazionali piuttosto inquietanti. Concentriamoci sul nostro mondo, piccolo mondo, che è quello in cui noi possiamo interagire e avere un'influenza, e cerchiamo di rendere questo piccolo mondo migliore. E poi ognuno per le proprie responsabilità dovrà impegnarsi in altri ambiti.